Che fai, Maran? Che cazzo protesti? Cosa cazzo protesti per le perdite di tempo? Le cose vanno dette prima, quindi a primo commento si fa sulla formazione prima che giochino, altrimenti è facile dopo. E non mi dispiace la scelta generale, solamente di Diawara a me non sta avendo un buon impatto, ma d'altronde anche Hamsik mi dà ogni tanto delle delusioni, quindi va bene, speriamo che Diawara entri in campo deciso, perché il suo problema è la flemma. Poi mi va bene un As, mi va bene Zielinski, non si capisce come sono in campo, se è un 4-4-2, se è un As e punta, ma si possono alternare tutti tra Fabian Ruiz, Zielinski, possono stare una a sinistra, una a destra o viceversa, un As più dietro, Milico anche un po' più avanti, va tutto bene, mi piacciono i terzini, va bene Maximovic, forza ragazzi. Bruttini proprio, mamma mia. Più pericolosi il Cagliari, meglio, più veloci, più freschi, non lo so. Niente. Chi è il migliore, chi è il peggiore? Forse Ospina è il migliore. La parata che ha fatto, miracolosa, fortunata, però era fuori gioco. E mi sono piaciute un paio di uscite a bloccare Kloss. Ma poi un As, chiamato da mio cugino Fumas, perché è un po' fumoso, però almeno c'ho lo spunto. È una sorta di 4-2-3-1. Ma brutto, senza... Bah, vediamo. Ce la deve vincere Ancelotti con i campi giusti, perché altrimenti... Adesso è il 95esimo e 50 secondi. Si devono far venire i crampi tutti quelli i nostri. Perché è giusto, è stata una partita dura, quindi è normale avere i crampi, non è una perdita di tempo. Cosa che io non ammetto, non voglio che vi prendete la palla e vi andate sul calcio d'angolo a perdere tempo, non che vi buttate a terra come fanno queste squadre. Attenzione, Insigne, chi arriva? Nessuno. Il 2-0 era giusto per l'albo d'oro, ma va bene così. Ragazzi, io ritengo che il Napoli nel secondo tempo chiaramente ha legittimato la vittoria, però non puoi sempre dare corner per il Napoli, non puoi sempre dare come si dice, un tempo agli avversari, perché poi rischi che se Milik non pesca il jolly non la aggiusti e fai la fine che hai fatto col Chievo. E i cambi sì, hanno cambiato un pochino il volto della squadra, si vede che quando dai palla a Mertens è meglio, perché il modo in cui si muove già mette di più in apprensione la squadra avversaria. Insigne è ancora, secondo me, sulle gambe, non lo vedo in forma. Però è finita. Che fai, Maran? Che cazzo protesti? Cosa cazzo protesti per le perdite di tempo? Roba da matti. Comunque, questo è il jolly. Adesso si parlerà di Napoli infinito, cuore Napoli, che reazione, la cosa che il Napoli non molla mai, il carattere, la mentalità vincente. No, voglio. Siamo stati fortunati, perché ritengo che comunque il Cagliari ci abbia messo in difficoltà, si ha ingabbiato le poche idee che avevamo. E non sono contento della prestazione del Napoli. Se finiva 0-0 non avevano rubato niente. Non sono contento. E il Napoli con oggi mi dà quella sensazione di dire non è una squadra che merita, come meritava l'anno scorso, di vincere lo scudetto perché sta dimostrando sul campo di essere la più forte. Non me la dà questa sensazione qua. Quindi mi prendo i 3 punti per distanziare, per tenere lontana l'Inter più che altro. Ma va bene anche così, perché questo vuol dire che quando io parlerò degli episodi arbitrali pro Juve, contro le squadre che giocano con la Juve, eccetera, eccetera, non è perché io devo vincere lo scudetto, a me non mi interessa. Io ti sto dicendo oggi che il Napoli non è all'altezza in questo momento di dire meritiamo di vincere il campionato italiano. Non è all'altezza. Cioè, secondo me, è una fase della stagione in cui il Napoli non sta giocando bene, non siamo lucidi, non siamo freschi, non siamo pimpanti. Quindi al momento il Napoli non meriterebbe di vincere lo scudetto. Ma ciò non vuol dire che il rigore su Zaza e il rigore su Belotti si devono dare. Poi uno può scegliere quello è più netto, quello è più emblematico, quello è più eclatante. Questa è una parola che, sai, sì, il rigore ci poteva stare, ma non è eclatante. Oppure sì, ma quello accentuato. Ma che vuol dire accentuato? Oppure
Ma quello sulla palla Belotti non ci arrivava lo stesso. E che significa? Se tu mi hai fatto fallo mi devi dare il rigore, anche se la palla è stata tutt'altra parte. Quindi quando noi parliamo delle cose non è chiagnazzareria, non è vittimismo, non è niente, e io non mi faccio intimidire dal fatto che voi poi risponde ah piangi. No, io lo continuerò a dire sempre, sempre. Perché quello che non dice la TV lo dico io, quello che non dicono gli allenatori avversari lo dico io, quello che non dicono i presidenti avversari lo dico io, perché oramai si è capito, la torta dei diritti TV si spartisce per tutti quanti e a tutti fa comodo che la Juve fa il suo campionato a parte. Loro hanno 120 giocatori che poi distribuiscono tra prestiti con proprietà eccetera eccetera tutti quanti, e ognuno poi si prende qualche soddisfazione economica anche sotto questo punto di vista. Quindi nessuno all'epoca, voi che mi fate il confronto con il Napoli di Maradona, all'epoca c'era un potere politico diversamente distribuito. Le milanesi esistevano, esisteva la Juventus, ogni tanto c'erano le romane e il Napoli diceva la sua perché aveva preso il giocatore più forte della storia del calcio e aveva una certa considerazione anche nel palazzo che non ha avuto più. Ma c'era una distribuzione, non c'era uno strapotere, una dittatura unica. Tanto le milanesi non hanno niente da poter protestare. Questa è la differenza. Qui non c'è storia, non c'è partita. Quindi questa è la situazione. Non sono contento della prestazione del Napoli. Secondo tempo un poco meglio, ma non puoi regalare un tempo al Cagliari senza fare fondamentalmente niente. Mi prendo i 3 punti. Una volta è capitato al contrario, lo specialista. Milik non lo chiamiamo specialista dei calci di punizione, ma il sinistro ce l'ha. E queste partite di solito le risolvi così, con una mischia, con un rigore, con un calcio piazzato, e anche così si vincono le partite. Però io non sono abituato, perché per 3 anni per me è gioco, 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 dominio, 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 arrivare fino in porta, dominando e meritando la vittoria a prescindere, perché il portiere avversario è sempre stato il migliore in campo. In questo caso no. Quindi io non sono soddisfatto al 100%, ma sono contento che ci hanno creduto fino alla fine. La mentalità vincente di Ancelotti, che non aveva Sarri. Ragazzi, non diciamo stupidaggini. Fortuna, il momento giusto, la bravura al momento giusto. Mertens fa la differenza perché se l'ha pigliato lui quel fallo. E va bene così, si va avanti con una fede nel cuore, una a prescindere dal risultato, perché a prescindere dal risultato, e si parla a inizio partita, si commenta la formazione. A metà primo tempo si commenta il primo tempo e poi si fa la cosa finale con obiettività, non influenzati dal risultato. Questa deve essere la linea, altrimenti cambiate canale, ci sono un sacco di youtuber da vedere. Vi abbraccio da New York, Valerio Fluido, è tutto. Scrivete, insultate, fate quello che volete, a me non mi interessa proprio, perché tanto la realtà dei fatti è a disposizione di tutti e quando posso metto anche le immagini. Di solito le immagini spariscono dopo poco tempo, se le trovo su Facebook le trovo, altrimenti chi le viste le ha viste e chi non le ha viste non le vedrà mai, perché si insabbia tutto. Un abbraccio e forza Napoli sempre.